Sì, mi fa particolarmente piacere, innanzitutto perché credo che il Movita stia avendo una sua evoluzione che era quella naturale, cioè una forte attenzione all'ambiente. Oggi si parla di green economy, che era uno dei temi sui quali praticamente un po' negli anni scorsi, sia come provincia che con Castagna, che oggi riveste anche un ruolo, diciamo così, anche molto aderente a questo tema, un tema su cui avevamo molto investito. E nello stesso tempo, accanto alla green economy, il tema della formazione è un tema, a mio avviso, molto significativo, nello stesso tempo su cui dobbiamo porre una certa proprio attenzione, per il semplice motivo che credo che sulla green economy ci sia un gran parlare, ma di fatto sul piano concreto ci sia ancora una scarsa professionalità. E quindi attraverso la formazione c'è una spinta non solo per formare gli operatori, ma addirittura per sviluppare il settore nel senso anche imprenditoriale.